È una tragedia immane per questo comune, per la famiglia, un lutto veramente incredibile che nessuno poteva aspettarsi. Senta, lei avrà modo di incontrare la famiglia per portare un conforto nei prossime ore, nei prossimi giorni? Senz'altro sì, in questi momenti poco possiamo dare, essere di conforto è l'unica cosa che mi sembra opportuno e stasera stessa andrò dai nonni a trovarli e poi nei prossimi giorni i genitori. Senta, di fronte a tragedie come questa, che spiegazione ci si può dare? Penso non ci siano spiegazioni di alcun tipo, il destino è stato crudele con questo bambino e non me la sento di giustificare in nessun modo, di trovare giustificazioni che siano così plausibili e forse non ha neanche senso. È una famiglia storica del comune, hanno anche un'attività artigianale, una mostra di mobili antichi. Tutti li conoscono, io personalmente sono molto amico della famiglia e qui è ben inserita, ben conosciuta e da sempre insomma. Senta, domanda da profano, in questi casi qui è previsto che possiate indire anche il lutto cittadino? Ma è una cosa che stiamo valutando, in questo momento diciamo un po' prematuro perché i tempi del rimpatrio saranno senz'altro non brevi, è una cosa che valuteremo e vaglieremo insieme con la Giunta.